Eccesso di potere e carenza di motivazione. Così il presidente di Girgenti Acque, Marco Campione, replica l'ordinanza emessa sabato scorso dal sindaco di Favara che prevede la sospensione immediata e temporanea dell'installazione dei contatori idrici. Per la società che gestisce il servizio idrico integrato, il provvedimento adottato dal sindaco di Favara è illegittimo e la stessa Girgenti Acque annuncia sia il ricorso per impugnare l'ordinanza sia l'eventuale richiesta di danni che l'interruzione della messa a dimora dei misuratori idrici potrebbe cagionare all'azienda. Campione, in una nota trasmessa a tutte le parti interessate, ricorda che la violazione di legge, ovvero l'ordinanza sindacale, impedisce l'attuazione di obblighi regolamentari nazionali, quali quello dell'adeguamento dei contratti del servizio idrico integrato al sistema di computazione dei consumi a misura. Ricordiamo che la motivazione che aveva indotto soltanto adesso il sindaco di Favara a chiedere il blocco momentaneo dell'installazione è da ricercarsi in possibili pericoli di ordine pubblico, così dice il sindaco nella sua ordinanza. Dal comune poi si chiedeva a Girgenti Acque di fornire chiarimenti tecnici sui nuovi misuratori. Su questo Marco Campione scrive: la Girgenti Acque SpA, presso la propria sede in data 23 febbraio 2016, ha già fornito tutte le informazioni e tutti i chiarimenti tecnici, giuridici ed economici sull'attività di installazione dei contatori ad una delegazione composta dal sindaco, diversi consiglieri comunali e assessori, nonché di alcuni rappresentanti di associazioni cittadine. Peraltro, continua il presidente di Girgenti Acque, la scrivente non si è mai sottratta a confronti ed è sempre disponibile ad andare incontro alle lecite istanze degli utenti. Il comune di Favara, aggiunge Marco Campione, non si è accontentato dei chiarimenti e, in mancanza dei chiarimenti delle altre parti, l'autorità d'ambito Agrigento 9 si è spinto sino ad emettere un'ordinanza che mal si sposa con il carattere della contingibilità e dell'urgenza. Secondo Marco Campione, il provvedimento adottato dal sindaco di Favara, piuttosto che muovere da esigenze di ordine pubblico, si legge nella nota, muove dalle necessità di soddisfazioni politiche che, tuttavia, si legge ancora, non trovano riposo nella legge. Girgenti Acque comunque ha chiesto al prefetto di Agrigento Nicola Diomede di convocare una riunione urgente tra le parti, come del resto aveva espressamente richiesto il comune di Favara. Alla replica del presidente di Girgenti Acque controbatte lo stesso Manganella che in una sua nota inviata oltre agli organi istituzionalmente coinvolti anche ai carabinieri e ai vigili urbani di Favara ribadisce che il comune non è contro l'installazione dei contatori per il rilevamento dell'effettivo consumo idrico e quindi del relativo pagamento per gli utenti. Il sindaco precisa che la collocazione massiva dei contatori sta avvenendo senza nessun preavviso agli utenti, ai quali tra l'altro non viene illustrato il contenuto del nuovo contratto di fornitura del prezioso liquido e addirittura non viene rilasciata copia dello stesso. La sua ordinanza non vuole creare nessuna conflittualità con la società Girgenti Acque SpA ed è stata emessa in quanto, precisa Manganella, si è resa indispensabile, contingente ed urgente a causa del clima abbastanza teso registratosi tra la comunità che avrebbe potuto seriamente mettere in discussione l'ordine pubblico, con gravi conseguenze per l'incolumità della popolazione e degli stessi lavoratori dell'ente gestore, quindi non per motivi politici. Manganella non vuole bloccare definitivamente la collocazione dei contatori, ma con questa ordinanza ha voluto una tregua immediata e temporanea al fine di avviare una riflessione collegiale tra le parti, Comune, Ato Idrico, Girgenti Acque, sotto la diretta, vigile, imparziale ed autorevole presenza di Sua Eccellenza il signor Prefetto di Agrigento che possa chiudere la querela.